variante orale, che è di Dignan, che non è la questa variante orale. E quindi che chi ha una piccola giustificazione, quando l'inglese dice veramente, se molti avessi imparato a chiara questa. I cinerai di impegnarmi, anche i fasarai le svos dei protagonisti, li farà come che di molte anni. Non sa se mi diventerà. Io domandi solo una roba, logicamente a Renato, a Mario, a tutti che io credo che siano amici, invece se sbaglio mi corrigerete, alla dica qualcuno, però dopo. Ermelinda, regina dei Longobards, si chiamava così la mamma di Ezio Pascutti. Detta Linde, Ezio copre il quartiere, così Linde la domenica dopo di venerdì si spolmonava, restando senza voce, rimpinata sulla rete dal campo sportivo di Mortean ogni volta che Ezio si presentava in area avversaria. Poi di qualche dunque, a chi presento no, alle pronte a testimoniare che sto fatto vera. Mario, renditi utile per presenza. A me l'ha raccontata chi, grande testimonianza, c'è Piero, un emozione. Ma non sarà Ezio il Pascutti col quale desideri viergi questo prezioso racconto. Ma suo frati, Enea, che nasce a Chiarieris dal 1926 e che è stato di tutti considerato il più forte giocatore di ballon dal comune di Monterno. Purtroppo la sua carriera è finita a solo 21 anni a causa di un serio infortunio in un genore. Enea era un centrocampista dotato di una grande visione di gioco, aveva un dribbling strettissimo e vincente, un tir potente e era specialista per fare le espulsioni di fuori area, con tirs forse e precisi. Alla giocata per Chiaseris e per Mortean e anche a Chieti in Serie C. Ma come di prima i problemi salgenoli hanno sempre condizionato la sua massa corta carriera. Enea però ha avuto una parte fondamentale in merito a un'altra carriera che di suo fratello Ezio, capendo la sua genialità, lo ha costretto a giocare di sinistro e a sinistra, dal momento che i team in Italia pos erano i giocatori in quel ruolo. Proprio lì per lui un futuro importante, Enea aveva anche aiutato e guidato le scelte calcistiche di Ezio. Enea, colpito di una di queste brutte malattie, che non perdonano, neanche a 40 anni, è venuto a mangiare il 17 di maggio del 1966. A lui è dedicato il campo sportivo di Chiaseris.
Pasqualino Petris, Alice Petris, e Aurora Petris. In campo, presto, rientrerà anche Manuel Petris. Pascotti Ezio, nascuto a Chiasieri di Monteani il 1 di giugno del 1937, altezza 1,74 m, peso forma 71 kg. Lo slassa a Bologna il 4 di gennaio del 2017 a 79 anni. All'esordis in Serie A il 1 di gennaio del 1956 a 18 anni sul campo del Vicenza. Un forte tiro in porta di Privatelli e deviato sul palo dal portiere del Vicenza, Sentimenti quarto, al torno in centro dell'area. Pascuti di testa assegna uno dei 3 gol che permette ai bolognesi di vincere 3-2 in trasferta. Ezio da Chiasielis a Bologna, vivace, peperino, simpatico, si fa subito vuole bene dagli esigenze ma eleganti tifosi bolognesi. Del resto, se può adesso non sei così, dal momento che una settimana dopo che il 1 di gennaio dall'esordio in quel di Vicenza, si giù in chiesa a Bologna, al comunale, si chiamava così il campo, anche Renato Dallara era anche vivo e presidente della società. In quel incontro la Sampdoria finisce 5-2 per i padroni di casa, Ezio al segna, anche noi. Bisogna aspettare il 4 di marzo per richiamare la contentezza di Ezio anche una volta in chiesa dal 6-1 contro la Propatria. Dopo solo 3 giorni il Bologna recupera una partita contro il Torino, un altro 6-1 e un altro gol di Ezio Pascutti. Di lì in poi, 1955-1969, altri 126 a fasi 130 i gol segnati sempre con la mano rosso-blu. Dalle genuine dichiarazioni di Ezio Pascutti, ormai di grande, andiamo a guardare la fine dalla città di Bologna, che per lui. Ezio, all'estate quasi subito dopo che il gol all'esordio a Vicenza,
che eri applaudito e ammitteniva in su di morale. Dopo, non sai, sarà stata anche il memo di fa, che mi ha fatto diventare abbastanza simpatica, abbastanza, Prudenza Furlana, Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale. Furlana, alle mie sei Prudenza, abbastanza simpatica. E i suoi che muovono Rose, però, che mi vogliono anche un po' bene. Ecco il recupero dalla Prudenza Furlana. E siamo un popolo, è vero, Roberto? E siamo un popolo. Perché il popolo si leva dentro fin tra quello. Al partiva di Chiasiellis. Ecco la sua dichiarazione finale. Era comunque una grande e piena soddisfazione anche mo dopo tanti anni. Giovanni, la vita è bella, Pasqualino Petris, sì, in quel momento Parezio, in quel di Bologna, la vita era piena. Ezio Pastutti, un'ala sinistra, una lavora scaltra, che segna con regolarità. La media è quasi un gol ogni 2 partite, pensai, 296 partite in Serie A, tutte con la stessa da Bologna, 130 i gol, che usai appena detta, senza nessun rigore. Chiaramente il goleador Furlan di tutti i teams. Ma il primas, Parezio Pastutti, non finisce in chi. Ezio ha avuto una buona lunga il record di gol segnati in partite consecutive, sempre senza rigore, 10 per la precisione, superata da Gabriel Battistuta dal 1994 con un rigore che secondo Ezio non era. Disavò presenza nazionale con Vodgoi, 2 partecipazioni ai mondiali, Cile 1962, Inghilterra 1966. Campionato 1963-1964, il campionato da scudetto dal Bologna, un dei tanti infortuni. Al Giuba, solo 18 partite segnando cutuardi sgoi. Scudetto appunto dalla stagione 63-64 in vendite, l'ultimo dei 7 vinti da Bologna. Al partita della sinistra e da anni verso il centro Ezio plombava come un falcuccio coraggioso, combattivo, rapidissimo di pace, ma soprattutto chiave, a costruire gol bellissimi, vere e suggestive sculture che i fotografi regalavano
alla memoria dei tifosi. Il bomber di Chiasellis non può fare che diventava un idolo per i tifosi, la scultura simbolo del calcio bolognese. Spettacolare, anche Mouet arresta il tuffo di testa che supera Tarcisio Burnic segnando un gol passato alla storia e che non venirà mai dismenticato. Tarcisio Burnic di Gruda, Furlan, ha giocato con l'Inter e è stato uno dei quei forti difensori dal mondo, secondo me. Non sarà stato Tarcisio i 3 anni fa, dal 2021. Poco dopo che entrò alle mangiate, il Corriere della Sera, per ricordarlo, e ha fatto un'intervista proprio a Tarcisio Burnic. Che fotografie, per Albert di Burnic, che fotografie hai usual lung 100 battaglie, mi complimenti con cui che l'ha scattata. A distanza di tempi di scherzi è stato un grande a chiappare il pallone. Io mi sono tuffato, ci renderiva la palla anche con i tesi, pur di slontanata, ma che il diavolo buon di Pascutti è arrivato prima lui di testa. Tutte le volte che me lo gettavi davanti per me era un tormento. E io mi teniva di voli e dopo mi freava a continuare a Burnic e aspettava il mio movimento e dopo mi schiappava via. Era immarcabile in area. Bravissima, bravissima. Se un come lui ha giocato per Albert di Tarcisio Burnic, ha giocato a fare 50 gol a campionato, quello che non l'ha veduto giocare non può capire. Troppo era forte. La sua mancanza, il calcio, ha perduto una grande porzione di amore e di passione, perché il nostro era un altro calcio rispetto a quello di voi. L'acrobazia di quel gol storico si riferisce al 4 di dicembre del 1966, 10ª giornata dal girone di andata di Serie A. Il Bologna ha battuto l'Inter 3-2 e il gol di Ezio alle chiede 1-0. Una volta di pars e osterie a Bologna espone anche mo questa immagine scultura la definizione. Ma non basta, la scultura vera e propria si può ammirarla sulla rotonda Fulvio Bernardini, il grande allenatore da Scudetto al Bologna e anche dalla Nazionale. Si tratta di una scultura verde, floreale, destinazione anche Mouet di una volta di visite da parte dei bolognesi. collaborazione con i Petri dura di anni ormai, stiamo crescendo insieme. Io sono già un po' cresciuto, a scuola di 90, ma qui viene un futuro incredibile. Ti devi domandare a loro un brano acrobatico
ricevere anche fotografie lì. Lo hanno chiamato e lo hanno portato un lavoro bene. Grazie, applauso ai si domanderei se ti viene un pari con 3 figli, ma la Mari. La Mari è qui in seconda fila, Arianna, Assunna, anche lì. No, ma tu sai, tu c'è. Sono i campanelli a fare la postina. Ecco le sbose dai tifosi rosso-blu. Frus e grandi. Tanto Frus lo riguarda il sol Pascudetta al 64, ben informato ai genitori, e che storia è normale. Ma ecco i tifosi storici dal Bologna. Ezio Pascutti è stato l'attimo, la follia, il lampo di un fulmine, la scossa a 380 volte, la proiezione del sogno di chi entri dalla poesia pura. Ezio aveva un modo di fare gol che è quello che i bolognesi avrebbero voluto dalla vita, sbucando all'improvviso dal nulla, partendo da lontano, approfittando di quell'attimo inesorabile di quando c'è da essere, e soprattutto colpire di testa o di piede con il sorriso sulle labbra. Mi ha impressionato che considerazione qui, perché è una verità documentata dalle immagini, dalle fotografie, e lo richiamerai anche mo perché mi piace. Soprattutto quando colpiva di testa, come testimoniano le foto e le immagini dei suoi gol. Sì, sorrideva prima e durante le sue memorabili esecuzioni. Unico al mondo. Un dai raccattapalle dal stadio comunale, dai teams, al conta così. Quando stavo dietro la porta e c'era un calcio d'angolo, per il Bologna, sentivi i portieri che dicevano occhio a Pascutti, dov'è Pascutti? E lui era laggiù, oltre l'area di rigore, lontano. A volte mi sembrava a metà campo, distratto, magari guardava da un'altra parte. Dopo un attimo spioveva la palla del corner e lui era lì che usciva da un buco nero dell'universo. Un giornalista sportivo di teams di alto profilo poetico sottolineava così il pensiero del picciolo guardialine, dal raccattapalle. In questo materializzarsi dal nulla da parte di Ezio Pascutti ho sempre visto qualcosa di soprannaturale, e non scherzo. Credo che Pascutti si trovasse in più punti dell'universo contemporaneamente. Altra voce di un tifoso, un angelo volava.
un tifoso emozionale, inimitabile con quel suo estro, persona molto generosa come non se ne vedono più oggi. E andiamo i giornalisti prima, che ribadisce, ecco, io non so quanti pascuti in borghese ci siano oggi in giro per Bologna. Mi auguro molti, anche se non mi è mai capitato di vedere qualcuno nella mia vita che mentre fa gol sorride. Di solito si ride dopo, ma dopo è facile, sono capaci tutti, è durante che è difficile. Ezio era anche questo. Manuel Petris, 2 volte campione italiano di fisarmonica dalla sua categoria a 10 e a un design se non mi sbaglio. Puglia manco. Manuel Petris. Un frutto di Lavarian. Ieri in Tech Prince ai 70. La prima elementare mi aveva insegnata lei e il signore dei giornali del mio paese mi aveva regalato un piccolo librutto che raccontava la storia e le vicende di 10 giocatori di pallone. Lettere più volte. Lev Yashin, Sandro Salvatore, Gianni Rivera, Mario Corso, Luis Suarez e altri. Per finire, Ezio Pascutti. Ma sono diventati i miei eroi. Ezio non è mai arrivato a odio la giù, ma stesso gli ha ricolorate i miei sums di frutta, non sai se per il miracolo legato a sport o perché dalla letteratura. Impossibile contare le copertine e le prime pagine a lui dedicate dai giornali sportivi e creativi. Anche se mi ha colpito particolarmente un piccolo articolo dal Gazzettino dal 20 gennaio del 56, poi messo dopo il suo trasferimento a Bologna. Cronaca di Mortegliano. Pascutti si fa onore nelle file del Bologna. Il giovane calciatore di Chiasellis ha tutte le doti per diventare un giocatore di classe. Gli sportivi della nostra zona hanno appreso con viva soddisfazione delle ultime cronache che Ezio Pascutti ha spiccato il volo nella massima divisione calcistica nazionale. Egli infatti nel ruolo di ala sinistra del Bologna si è affermato con bella disinvoltura nelle ultime giornate di campionato, mettendo perentoriamente in risalto il suo valore con alcune reti di magnifica fattura. Alveda 18 Times, appena finisce Ezio in quel primo campionato col Bologna. Ecco la prima copertina.
La prima copertina è dal settimanale milanese Il calcio e il ciclismo illustrato, dal 22 di marzo dal 56. Lire 50, abbonamento annuo lire 2300, semestrale lire 1200. La fotografia è in bianco e nero, bellissima, e si riferisce alla partita Spal-Bologna, conquista di Dascalia. Spal, grillo. Come un grillo è saltato qui Bertocchi, il portiere della Spal, per acchiappare un pallone, e la sua agilità suscita un sorriso compiaciuto persino sul volto dell'avversario Pascutti. Ezio dalla sinistra Carit intanto tira e al fascone. La soddisfazione e la felicità per questo gioco, veramente unica al mondo. Sport illustrato dal 1 di novembre dal 62, settimanale a colors della Gazzetta dello Sport, lire 100. Il Bologna strarippa, Pascotti conferma il suo stato di forma. Football, grande settimanale illustrato, 15 novembre 1962, sempre 100 lire. A Vienna Pascutti come Piola. E anche qui in primo piano un splendido sorriso di Ezio in caltita, segnante il primo dei 2 gol al Prater di Vienna. Austria, Italia 0-2. E i disegni dai Frus con Pascutti protagonisti, in David Tutun, con una serie di portieri appostati in varie posizioni, e di fronte Ezio, che sta arrivando con la sua numero 11. Il commento al disegno, Pascutti li batte tutti. Altra illustrazione di un frutto, un canon comandato di Ezio, che spara balloni con relativo commento, portiere in vista, fuoco! L'ispirazione è sicura alla Somari, Ermelinda. Ezio Coppa, il portiere. E per finire anche una copertina, il calcio e il ciclismo illustrato, dal 19 di dicembre del 1965. La partita è Milan-Bologna, un gran gol anche questa volta quello di Pascutti, con un incredibile tiro a Mortensen quasi dalla linea di fondo. Ezio Pascutti, l'ala friulana che vola. Negri, Janis, Furlani, Spavinati, Tumburus, Fogli, Bulgarelli, Aller, Perani, a San la formazione, che applauso. Io sto chiamando e guardi si ripamare la formazione dal 66. E allora, Perani, Nielsen e Pascotti. Ecco la formazione dall'ultimo scudetto al Bologna, stagione 63-64. Oltre a Ezio, altri 2 furlans in questo squadrone, i Bras difensori, pari de Tumburus di Aquileia e Francesco Janic di Udine. Amato in Friuli a Bologna, ma mai punto di riferimento nazionale. La maglia azzurra ha che riguarda di sicuro il momento più difficile della sua carriera di giocatore. Mosca, 13 di ottobre del 1963. Russia-Italia, andata dai campionati europei.
a tor dal 20, dal printemp, pascuti a scuola via la porta. Il tersin rus Dubinsky al pofermalo sol contro scampette. E io al finis parchiera, colpito proprio da che gamba che aveva avuto un grave infortunio e aveva appena guarito. Io vi facevo prima l'infortunio grave dall'anno dal scudetto, dove la camisa a partite alla segna cutuar di scopi. E io si alza, ai corri ora al difensore, ai mette le mani al quello e lo sburca parchiera. Aveva espulso, l'Italia ha perso 2-0 e aveva eliminato. Subito al partito un linciaggio mediatico terribile, forse un dei primi dalla storia del calcio, dall'epoca alla cortina di ferro. Il scontro con Dubinsky diventa un caso politico. Ezio, dopo di Mosca, ieri il nemico numero 1. È stata una pubblicità un'evore triste, che però mi ha sburtato a dare anche molti punti. Dopo le partite in Russia, si lascia giocare a Genove e potete solo immaginare tutti i comunisti genovesi ogni volta che toccavi la palla a miscelavi. Io praticamente non giocavo, appena che mi arrivava la palla la passavi di prima. I giornalisti sportivi avevano appena cominciato a dare i voti di 1 a 5, gli ha chiappato 1. Poi dopo sono stati anche gli arbitri che dicono sguardi, ma non sempre. Mi ricordi, i giovani a Roma, anche chi ogni volta che toccava la palla mi scivolava, io mi arrabbiavo, concetto bello, a mi clame e a mi dice, Ezio, vieni qua che li prendiamo tutti per i fondelli, adesso faccio finta di ammonirti. Per cercare di capire la mia situazione. È stato un grande arbitro e un grande personaggio. E beh, a chi viene Arduino Pattaro, un grande arbitro. E imparentato con Ezio, tra l'altro, in prima fila. Tornino, è stato un grande arbitro e un grande personaggio, un duro, ma capite c'è molte che da quel periodo mi chiamava io in campo. E a se sono robe di ridi, ma ieri a Mosca, dagli anni 60, i veri rovinati l'Italia. L'arbitro Arduino Pattaro che aveva la fortuna di vedere la niece di Pascutti, Manuela Pascutti, che la chiama in quel momento. Mandi Manuela, mandi Manuela. Ma smettei la di farmi segno, e cominciai così, davanti così. E io avevo detto, Manuela, permettimi un minuto solo. Non sei, e sei stata sappata. E tutta la malaugurata idea della presentazione della riva della tappa della sua macchina con Renato Buffon e il sindaco e un'assessora, Magali. Mi hanno tormentato tutta la sera, screditandomi su ciò che verrà scontato su notte. Ma di continuo, e non farsi la vittima. Non hai dormito noi, come Simone Mazzotti che dopo sconterà le due noci che non dormiti, e in cui Manuela ha messo fuori una roba che tu vuoi. Hanno merito un applauso il vostro sindaco e Renato Buffon. Applauso.
è stata che mi ha detto che la mamma di Pascotti si chiamava Ermelinda, detta Linde. E tu sei tua figlia, quindi di Paride e Prinfrade. c'è riguardi tu di Ezio. Mi ricordo tanto di Elisabeth con bambini vecchi. E dopo chiesa l'era sport continuo. Anche di Enea ti ricordi tu, quindi tu. E un po' perché le tornate, capite il momento. Allora, vi è la fin dal mese e varena molte di ospitato cosina, no? Alessandra Pascotti, la figlia di e magari in che occasione il ripeterino Parier che sta parte appunto dal racconto di Ezio Pascotti. Che è lassù c'è che vi incontrate insieme alla loro musica. Benissimo, non viene. Ascolta, contimus un aneddoto di Ezio, un. In quel momento mi chiede sempre parare, lo sai se dite. Ma questa verità di Ermelinda rimpinata sopra la rete che diceva sia a Enea che a Ezio Io mi visita che ho Ezio. copre il portiere. E tutto mi ha detto che Ermelinda è stata via di partire anche a Bologna. Era con ogni consiglio che pensare. Sì. Manuela Pascotti. Verdi, la Traviata, Libiana, per introdurre il secondo personaggio che so. A chi vi bisogna un momento di altri? Virginio Pizzali, e gli fa una premessa. Gli è entrato qui, gli ha riconosciuto e scambiato due parole con la femmina di Virginio, che è qui in prima fila. Mi sono venuti in privis, a lungo. Grazie di essere qui. Grazie. A Siluio Leva, in piazza a Mortean, sono tutti lunedì, tornesdì, il dì dopo la corsa. Alla domanda, c'è siete arrivati ieri Virginio, la risposta era secchia, strac. Fasin che altri si sei Virginio. E io gli faccio la domanda dall'unis a misdì in piazza a Monteano. C'è siete arrivati ieri Virginio? No, avonda, strac. Bisogna che sia poi strac. C'è siete arrivati ieri Virginio? Ecco qua Virginio Pinzalis, classe 1934, che sarà stata utile il 14 di novembre di 3 anni fa, dal 2021. Virginio è nato a Morteani in via Mazzini 12, appena dopo Natale, di preciso venerdì 28 di dicembre a 4 a un'ora. Non stai falsamans, dicano è vera, e qui ha una documentazione precisa. I vendita dopo.
Se sbaglio mi corrigerete dopo. Ma se che ti cominci il microfono? No. Ma sino a me, o sino come il Simi che Renato, qualche sera, che mi ha addormentato tutta la sera. Non so, io ho detto il risultato. Ma saranno su da 4 mesi. A volte. Basta, dopo. Rapida ricerca su internet in merito a questa data, quindi il 14 di novembre, il 12 di dicembre, Dopo. 28 di dicembre dal 2021. No, sapete? Bisogna che me la diate in qualche modo. Rapida ricerca su internet in merito alla fine di dicembre, a 4 mesi a un'ora, si vede nessuna notizia di rilievo. Lo riguarda Wikipedia. Assieme a attori politici americani e giapponesi, nasce la stessa di conquistaria Virginio Pizzali, pistard e ciclista su strada italiana. Ma molte anni ha smentito immediatamente questa falsa notizia. Cavalli modo. C'è nessuna notizia di rilievo. Allora nasce un futuro campione del mondo e per la cittadina del Friuli di Miece un tanto albastava e avanzata. E ho avuto, ecco l'emozione, la fortuna di conoscerlo, grazie a Renato Bulfoni, che da poi si intarina, e di incontrarlo Virginio, di scambiare qualche pensiero con lui. Per me Virginio rappresenta la cultura del Biel, con questa eleganza spirituale. E portava il pane a Iplis firmai prenarias, con un triciclo, e faceva il puente dal natison su dos arbuetules. Non era esibizionismo, ma equilibrio, purezza intellettuale. 15 anni, con una bici sportiva che doveva parlare e tornare al lavoro ogni settimana, in famiglia a Mortean, una dì al decid di lassù a Madonna di Monte, era lì, dove? Dall'impresa alla salita ha chiamato un amico, Mario Palasso di Terenciane. Mi conta, salite fatte insieme, ma a 5 metri dalla fine, io così, per un sentì, mi ha chiamato la curva larga e lo ha staccato. Ma non era egoismo, no, per un sentì. Sì, anche modestia, ma di alto profilo. Una dì sulla strada di Stumiece al chiappa e si attacca a 3 corridori agonisti che cominciano a turno a far tirare forte su una devorcheata. Virginio non si stacca, anzi il patruglietta scatta e aiutate. Hai domande? Ma cos'è? Ma dite la verità fuori, con cui corrido? E lui? Il guardi il pane. Gli amici corridori, tu hai assolutamente di fare agonismo. Un di che di Rino Comuzzo lo manda da Dino Dodi. Aldo Segale, applauso. Lo manda da Dino Dodi, persona di rara rettitudine morale, onesta e indimenticabile ciclofilo, e mia posquella, a Udine. Allora, il 1951, Virginio aveva 17 anni. Dino Doni a Chiavanota, ma e non hai mai snoves, ma soprattutto non hai mutanti sparcoli. Virginio, va bene, convenire, e allora i pregoni mutanti parcoli me lo fas memari, lise, con la tele dai sacchi dalla farina e doppio zero. Gli facevi informare,
fare farine 00 dal piano Marshall. A Rovigne, una delle prime gare sulla Doni, mi ricordo perfettamente che era l'ultima gara dello stadio, 92 km di corsa, il giro dei due ponti, Pinciano e Lignan, il mio paese natale, ieri in settembre, e lì ho vinto le mie prime gare. I soldati tornati in Rovigne in bicicletta, tante, ma tante ploe tutto il dì. E a Chiesa e molti anni sono arrivati bagnati, strafonte, prendi freddo, a 9 di sera. Io avevo intorno che pregano di te. Fas così, a Michelava in tutti. Era là la propria così. Allora il 30 di settembre, di un'ora presto, Virginio partissimo molti anni con la sua bicicletta. In sacchetta due panini preparati di mamma Lisa, a mamma. Arriva a Rovigna, dove che mangia in due bocconi e a Sinota alla corsa insieme ai suoi compagni di squadra che erano arrivati di altre bande. La cosa partì sotto un diluvio universale. La chiama Girabelli. Va in fuga con 3 corridori poi esperti di lui, che si chiamavano e si domandavano se che facesse che il frutto. Lì, dal mese d'oro. Dopo, a sorpresa, ha battuto in volata. Virgilio Pizzali aveva vinto la sua prima corsa e alla premiazione a ritira la coppa che gli consegna subito al suo dirigente e torna a montare in bicicletta per tornare a Monteano. Dove che arriva alla Caleggia Scura. I Polini Falconti insieme su 3 chilometri che aveva fatto Virginio anche lì a 17 anni, poi manco 170 chilometri. A che punto gli hai deciso, io proprio, intanto che scrivevo questa storia, di riportare subito la tabella dei risultati dalla fenomenale carriera di Virgilio, con l'idea di sviluppare poi in avanti momenti, avvenimenti storici e emozioni tantes. 12 vittorie di allievo dalle stagioni 1951-1952, 31 vittorie di dilettanti dal 53 al 57, di su strada, 21 su pista. Record al mondo di 200 metri lanciati su pista in 12 secondi dal 54 e in 11 e 13 dal 55. 1955-1956 campione italiano in seguimento a squadre, campione olimpionico in seguimento a squadre Melbourne 1966, campione del mondo Steyr dilettanza Lipsia 1957. Nel 1957 anche Virginio Pizzali al passa professionista. Campione italiano Steyr professionista al 59, alla metà la mano della nazionale italiana per 40 volte. Virginio al picchia la bicicletta al cloud dal 1963.
Olimpiadi di Melbourne 1956. Pizzali alle titolare dal quartetto dall'inseguimento a squadre, insieme a Faggin, Domenicali e Grandini. Dalle squalificazioni su una brutta colata. Spalla rotta, Virginio a spugna fermarsi. E ha ben sostituito con Gasparella. L'Italia ha vinto la medaglia d'oro che non gli era mai riconosciuta a Virginio Pizzali, con un grande displasé, ma non le dite, perché forse la medaglia d'oro a Virginio e venirà consegnata presto. Però le medaglie sono sondose e sono alla mia destra. Non sarà io a descriverle, ma il Westri Renato Bulfon, Ciclis Museo di Monteano. Grazie Renato. Grazie Dino, buonasera, ma facciamo bello sotto sapere le sere, così che mi sparagnano si interventi. E tu le senti, anche Molac, tu vieni a sapere. E anche entrato i papi di... Come piano di mano. No, scusate la missione. Allora, questa Smiles, Virginio ha un grande rimpianto. La medaglia di Melbourne, con tutto selezionato, no? Allora, la medaglia di Melbourne in qualche maniera è riguardata. Io mi giro un momento, avvidisco che Mikey e ha un cerchio che poi è una medaglia, no? Che era mai che Virginio l'indossava a Melbourne dal 56 con Calecolà. Dino la descrive che la fa, la mai e chi ha il suo ricordo, capito? La medaglia d'oro non la bude, non sarà stata la busa alla mai come segno di medaglia di Virginio, insomma. Che chi è la mai di Melbourne, che chi è un'altra mai, a voi lavoro per rispetto alla mai, che chi è una mai unica al mondo, non è che chi esiste in tutto il mondo, perché? Allora, Virginio correva dietro motori, faceva stagliere, insomma, era una specialità, chiamiamola pure, però correva in lavoro la moto a 70-80 all'ora. Esisteva i campionati mondiali di tutte le specialità, e tale specialità di Virginio non era il campionato mondiale ufficiale, al che la federazione mondiale ha deciso nel 1957 di fare un gran criterium, invitando tutti i forti dilettanti di queste specialità a Lipsia, in Germania. Italiani sono arrivati primi e secondi, primi ovviamente Virginio Pizzali. Virginio la bude che mai chi, che a riparte i colorosi dall'iride, stemme le luci, e in sede, perché in piste avevi la smice in sede, no in grande. L'anno dopo, comunque Pizzali era già passato professionista, hanno ufficializzato il campionato mondiale Steyr dai dilettanti, perciò è andata mai e con la sfascia serietades è stata fatta il nome perché specialità lì e il nome perché erano lì, che chi in tutto il mondo è il nome che mai chi. È conservata dal mio museo, assieme a tutte le smiles di Virginio. Rimproverà Dino perché la vita che l'ha vinto i campionati italiani professionisti hanno vinto 4, 58, 59, 61 e 62. E io Facciamo dopo. dopo? No! Questo tipo di informazioni me le sta dando Renato. No, ma c'è che se uno sfue, non si credasse. No, giustamente con la carriera di Virginio, e allora dal mio museo sono 3 mais tricolori originali. Una è dal museo di Caneva che lui le ha regalate. Allora io andai vivi 10 mais di Virginio e hai la giacchetta che aveva sfidato alle persone qui a Disney Melbourne. Io ho detto che la sai io, ma lei un affidamento che Virginio mi dà, sono di Morteani, la smetterenta con che Roberto, il nostro sindaco non so sarà al museo, la smetterà in lei, insomma, no? Comunque l'assessore la vede di sì.
il presidente del Consiglio regionale. Quando facevo. Adesso sì, lo sta avvisando con una pacca sulle spalle. Roberto così si fa. Allora, Virginio mi ha parlato, io ho fatto qualche, scusate se ho sentito un momento di lui, mi ho cominciato a fare qualche mostre così, mi ha prestato queste mostre, ma la prima volta, dopo le 6 giornate, la seconda volta che ho fatto le mostre, mi ha detto, tengo studi, no? E sono state lì. Una volta è venuta una borsa di nylon, piena di mais, carina, beve Luca, mi pare, no? Suo figlio Luca. E mi lascia parlare lì, e lei non capiva più nulla, tirava fuori voto mais nazionale, tirava fuori due mais tricolore, chi dava Ignis, chi dava Fico, non era buono insomma di mais, e sono tutte là ben disposte a stare nel museo. Buono, vedete buone! No, Renato, è una sorpresa però, le ha la proprietà nostra. I sintornati di Sappada, con tutte queste improperi e rifilata, andata e ritorno, con le sorelle dai lungs applausos che vanno via facilmente. I lungs applausos e convints e decis aerin per Enzo Cainero. Un momento fa l'ha nominato Enzo Cainero. Enzo è un grande tifoso di Pizzali, mi contava lui, insomma, le nazioni per Pizzali, per Comunzo, per Petrei, ma non a caso è stato nominato come perché è arrivato Andrea, il figlio di Enzo Cainero, che aveva voglia di vedere un momento qui. Andrea, vieni. Grazie Andrea. Andrea, io ti lascio al posto, ti lascio vicino a te, non dici qualcosa. Non so cosa, non dici qualcosa. Vabbè, intanto ne sei la luce.
Ma io sono un tic emozionato, cioè, vorrei di non venire, non vorrei di arrivare, invece sono arrivato, le mie femmine è arrivato un tic prima a casa, allora sono arrivato a venire. Vorrei una famiglia bonde numerose, qui frussa bonde piccoli, quindi sono le attacimo a che orari, ecco. Comunque, no, sono emozionato perché sai che è una festa, insomma, bellissima, a Simone Masotti che mi ha invitato, grazie Simone. Grazie a TD Renew. Grazie all'amministrazione, adesso parlo in italiano. Grazie all'amministrazione comunale di Mortegliano, grazie al sindaco Giuliani, alla regione, all'amico Paolo. Ieri sera siamo stati reduci da una serata importante a Sappada dove è stata presentata la tappa del Giro d'Italia, dopo Mortegliano appunto a Sappada, la partenza e l'arrivo. E cosa devo dire? Certamente per me è sempre un'emozione, parlare del papà, ricordare il papà. Io tante volte ti ho detto Dino, e grazie anche a te per tutto quello che fai, per tutto quello che, per le iniziative che porti avanti anche in nome del papà e del suo ricordo, che cerco da un lato di pensarci il meno possibile, perché se il pensiero mi torna lì in testa, chiaramente per me è un vuoto molto molto forte. Da figlio, da collega suo, perché comunque ho lavorato 24 anni insieme a lui in studio, da padre dei miei figli, da nonno dei miei figli, questo è un aspetto molto importante che ci legava. E quindi ecco, da un certo punto di vista cerco di pensarci il meno possibile, dall'altra però cerco anche di ripercorrere il più possibile nel modo in cui lui mi ha insegnato la quotidianità e le cose che faccio. Quindi ecco, devo dire che da quando purtroppo è mancato mi è cambiata un po' la vita per certi versi, no? Quindi sia dal punto di vista lavorativo, professionale, dell'ambiente, voglio dire, del sociale, dei rapporti, però ecco, io quello che posso fare, che cerco di fare, è quello di rappresentarlo nella maniera migliore possibile. Chiaramente l'amico Paolo che ha preso in mano tutta l'organizzazione, il coordinamento organizzativo del Giro d'Italia, è una figura sulla quale anche il papà aveva investito in passato, nel tempo, e quindi chiaramente il mio è un forte in bocca al lupo a Paolo per continuare la sua attività dal punto di vista organizzativo del Giro d'Italia. Naturalmente non mancherà anche il mio appoggio se questo può essere necessario o comunque positivo per tutta l'organizzazione. Dopo l'esperienza passata ne resto con la tappa di Tarvisio Monte Lussari, che è stata molto impegnativa e che ci ha visti molto impegnati anche in un contesto un po' particolare. Ecco, io direi basta, e quindi io devo ringraziare tutti voi per essere qui ad ascoltarmi, e devo ringraziare te Dino per questa mia piccola chiacchierata che mi hai chiamato a fare. Ecco. Volevo sottolineare due cose, gli applausi particolari che partono quando si parla del papà di Andrea. È successo a Sappada ieri sera, ma è successo anche qui un attimo fa. L'applauso è particolare, è straordinario su Enzo Caidro. E poi, da quando ho conosciuto Andrea, per me è straordinaria la sua dolcezza nel ricordare il papà Enzo. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Renato, dobbiamo ripartire, avrò bisogno di te anche verso la fine.
fra qualche minuto. Andiamo dalla viva voce di Virgilio. Ieri sentà doglia di lui, qualche anno fa a Pocciurto, ti ricordi Renato, no? E in occasione di un convegno sul ciclismo. A mia emozione anche molto questo riguardo. Mi conta. Pensa Dino, all'era il 1957 e ieri stato convocato in nazionale per un incontro internazionale su pista Belgio-Italia a Gand. In squadra con me un grande e fortissimo amico, il padovano Leandro Faggini, venuto dolorosamente mangiato dal 1970 a soli 37 anni, e Fausto Coppi. Coppi Faggin Pizzali, cur a Milalore, in Sirlis di Chiav per emozioni e bravure. Dopo le vittorie, ieri in stato confusionale e mi è mancato il coraggio di fare una fotografie insieme a Fausto Coppi. Gand è le cittadine del Belgio famose dal mondo come Morteane, dal bellissimo campanile dalla cattedrale in pieno centro storico. Gli fare la foto sotto il campanile, ma non che con Coppi. C'è stupidi che sono stati. Mezzofondo dietro motori o Steyr, il nome cambia, ma la specialità è sempre la stessa. Insieme che molto al 57 e Pizzali e ben convinti Edoardo Severgnini, un famoso Steyr del passato, ha provato a questa disciplina. Alla prima esperienza dal campionato lombardo Virginio vince subito, dimostrando che Atassi lavora bene, corrente in pista devora una moto a 80 km/h. Dietro motori sarà che chi la specialità che assegnerà tutta la futura carriera di Virginio Pizzali. Il mezzofondo dilettanti ai team era l'unica specialità che non aveva un solo titolo mondiale. Luci, Unione Ciclistica Internazionale, ha deciso così di organizzare dal 57 a Lipsia, in Germania Est, il primo campionato mondiale di mezzofondo, assegnando una mano al miglior Steyr dal mondo. La Gazzetta dello Sport, il 2 di settembre del 57, dal nostro inviato Vico Rigassi. Poco dopo le 18, le note dell'inno di Mameli hanno risuonato al velodromo di Lipsia, mentre 16.000 persone in piedi inneggiavano al friulano Virginio Pizzali, il magnifico vincitore di questo criterio mondiale di mezzofondo. Non esagerava il 4 volte campione del mondo Victor Linhart quando diceva che un giovane come Pizzali sarebbe capace non solo di tenere testa, ma anche di battere i migliori Steyrs professionisti di tutto il mondo, anche dietro grossi motori di 2000 e più centimetri cubici. Indubbiamente il 21enne friulano di Mortelliano della società ciclistica Excelsior di Milano è dotato di grandi qualità, perché in poco più di 2 mesi ha anche imparato i temi tattici più importanti del mezzofondo.
Il Petris. In più di 2 mesi Virginio Pizzali ha anche imparato i temi, in poco più di 2 mesi, i temi tattici più importanti del mezzofondo, e la conferma a che appena dichiarata arriva quasi subito. Pizzali si implica fin dal 57 a passa professionista. Io iba 12 di agosto del 59, i voli dalla Indy Morteana a chiamare in pararia, atrás dal monumental campanile, ormai in fase di ultimazione, ma anche mo senza campane. Ma tanto di loro ieri sera di che di a invocare il loro scampanotamento per celebrare un'impresa che un loro compaesano stava per fare al velodromo di Amsterdam in Olanda. Le poche televisioni in che volta esistenza morteana erano chiamate da salve per assistere in diretta al campionato del mondo dietro motori professionisti dove partecipava Virginio Pizzali. Il punto più chiaro dei tifosi era concentrato all'osteria di Fredo Tirelli. Non Mario Tirelli, Fredo Tirelli. Il calore dei tifosi cresceva man mano che passavi i giri di pista. Pizzali, col pilota della moto, il famoso esperto francese Arthur Pasquier, classe 1983, dopo i primi giri di studio era passato in testa e aveva un buon vantaggio sul spagnolo timoniere. Il trionfo si avvicinava sempre di più, ma le campane di Morteane, che anche mono erano, non si sarebbero fatte sentire. Bruno Raschi, uno dei più grandi e bravi giornalisti poeta, si chiamò, dalla Gazzetta dello Sport di tutti i tempi. È forse in questo monumentale velodromo che il ciclismo su pista ha realizzato l'ultimo esaurito. 50.000 persone la notte del congelo a dismettere lo stadio, il velodromo, subito dopo di questa gara. La notte del congedo, la notte in cui correvano gli Steyers. Un azzurro, friulano, Virginio Pizzali era virtualmente campione del mondo a 14 giri dalla fine, con almeno mezza pista di vantaggio sullo spagnolo Guglielmo timoniere. Correva al rullo di Pasquier, il settuagenario, il decano di una tribù di nomadi che sta forse estinguendosi. Un contraccolpo dopo un'accelerata dell'allenatore lo respinge paurosamente dall'inerzia del rullo. Decollò a 80 all'ora nel buio della notte come un aeroplano, dopo aver disegnato sul cemento della pista migliaia di scintille. I 50.000 che gremivano lo stadio mandarono un urlo compatto, agghiacciante, che poi ingoiò lo spavento in un silenzio tragico, sopraffatto dal rumore delle moto che continuavano a girare, sfiorando il caduto, rimasto in croce sulla pista. Mi chiamano al telefono dall'Italia per sapere se Pizzali è diventato campione del mondo e io rimango come atterrito dalla domanda. Ho visto cosa è successo, ma non riesco a descriverlo. Pizzali sfila in barella dinanzi alla mia cabina.
e allo stenografo che mi ascolta e non sa nulla, rispondo assolutamente così. Non ha vinto, ma fa lo stesso, è vivo. Virginio Pizzali da Mortegliano Udine finì in ospedale e dall'ospedale quella stessa sera tornò in albergo in tassì. Nessun campione ciclista può dire di aver volteggiato al trapezio come lui, equidistante fra il massimo successo e la massima rovina. Da caparbio e tenace friulano trovò il coraggio di ricominciare. Si ricorda se che rispondeva quando lui si implaccia a Mortean ai domandavi Virginio c'è stato arrivato ieri. Io storno a fare la domanda. Virginio c'è stato arrivato ieri. c'era una volta l'Ovest. Allora, il mio compito è finito, che
do il microfono in mano, che cedio a Roberto, lo vostro sindic, e a Renato, perché sì, a chi a sta poi io manco ordenare a questo punto, di fine dal mio compito, di farmi di madre. Infatti io mi faccio di banda, sì, oddio, i resti anche soprattutto, perché che me l'ha ordinata, lei è un chiaro a me, pensare quattro giorni, ridi Mario, a lei un me chiaro a me, che lei che è sulla sinistra, un chiaro a me che lei sta pelentone, finire che tu hai sparire, e io gli obbedisco. Intanto microfono al sindaco. Buonasera a tutti. È una serata particolare dove abbiamo ricordato tanti campioni, tante persone importanti per il nostro Friuli. Ma purtroppo la vita impone, come impone lo spettacolo, impone di andare avanti e noi dobbiamo andare avanti. Dobbiamo andare avanti perché bisogna dire grazie anche a chi sta lavorando adesso, a chi ha lavorato stasera e a tutti quelli che si impegneranno per questa tappa del 24 maggio. Voglio ringraziare particolarmente Paolo Urbani. Grazie a voi. Voglio ringraziare tutto il comitato di tappa, tutti i ragazzi che lavorano con me, di continuo, e con Paolo. E voglio ringraziare anche la Regione, perché se possiamo fare questa tappa e questo giro, la Regione ci ha dato una grande mano ed è giusto riconoscerlo. Vi posso anche dire che al comune di Mortegliano questa tappa costerà. Quindi tutto quello che si fa grazie a qualcuno che ci ha aiutato, agli sponsor, ma anche alla Regione. Un grazie a Dino per sé. Penso che un applauso che sia più che dovuto per come ci hai raccontato la vita di due campioni, per averci fatto vedere tutte le loro vittorie, ma anche le loro sconfitte, le loro cadute, i loro dolori. Però questo non toglie niente alla grandezza dei campioni, che tali restano, qualsiasi cosa succede. E fra uno scherzo e l'altro io chiederei un attimo a Marco di portarmi una cosa per Dino. Portami, glielo vorrei dare in testa questa cosa, ma preferisco darlo. A proposito di amici, facciamo il presente 60 gradi, che amici? Che bello! Ti hai lamentato che per te non c'era. Grazie. Allora è giusto dartelo come ricordo. Stasera poi è la serata è tua, no? È tua e poi sarà di Simone e quindi doveroso. Ecco, io ho bisogno che mi spieghi come che il camionetta fatti di banda. Ma si chiama, e lo conosciamo tutti, Simone Masotti. Buonasera a tutti. Io fino a qualche anno fa facevo fatica anche alle inglesi. Un signor mi toglie fa di presentatore, di ballet, di regista e di designer. Quindi vedere in un combinale, dai.
sì, visto che sono qui il sindaco Renato, mi dare la possibilità di esprimere le mie opere, se così chiamare, di come la ringa a spiegare e a contare. E lei anche un po', perché così, non mi dismentai di tutte le robe che è di Dio. Allora, il caso, difficile dire che non esiste. Questa serata era organizzata per il 19 aprile, ma poi è stata spostata stasera. Guarda caso, cade proprio nella giornata mondiale del Parkinson. In tutto il mondo gli edifici più importanti vengono illuminati di blu e noi li facciamo virtualmente. Approfitto anche nel dire che qua ci sono molte persone che hanno un mio problema e secondo me è una bellissima serata per festeggiarlo in questo modo, questa giornata. Chi non mi conosce sa che ho la passione per la bicicletta, anche, ma non solo, per i benefici che mi dà per la mia salute. Un giorno Renato mi chiede di fare un logo per l'annulo filatelico e gli propongo questo disegno e rimane colpito. Si parlava prima di chi tirava il rigore ed era contento. Beh, io quando vado in bici sto bene e mi diverto e sorrido sempre. Da qui nasce il progetto Una bicicletta per molte anni. Dalla mia idea di realizzare per beneficenza una bicicletta assieme a Renato Bulfon per il suo museo che rappresenti la città di Mortegliano. Quale evento migliore per presentare questo lavoro se non nell'ambito delle attività di promozione del Giro d'Italia, nella sua tappa di Mortegliano Sappada. Ed ora è venuto il momento di svelarvi la bicicletta. All'onore al sindaco e a Renato. Andiamo? Perché qualcuno ha spogliato la bicicletta e io mi spoglio. A noi finite, anche un momento. Allora, vai col video e abbassiamo un po' magari. Già abbassato. Ok. Nell'ideazione grafica ho preso spunto dall'elemento. No, non vedo. Si spunto dall'elemento simbolo del paese, ovvero nell'ideazione grafica ho preso spunto dall'elemento simbolo del paese, ovvero il campanile, noto per essere il più alto d'Europa.
Mentre lo disegno mi accorgo dell'esistenza di una serie di ombre sulla facciata principale. Se vediamo, è l'unico campanile che ha le ombre sulla facciata. Questo fatto mi colpisce a tal punto da far diventare queste ombre le protagoniste della mia opera. Inizio ad astrarre ombre graficamente e a riproporle nelle diverse parti strutturali del telaio. Coloro le ombre astratte con i colori della bandiera italiana, della bandiera del Friuli, blu e giallo, e di Mortegliano, bianco e rosso. Manca solo una cosa a questa PC, e qua chiedo a Paolo Urbani la firma di chi porterà quel giorno la maglia rosa. Chiaramente la bicicletta, oltre che divertimento, è amicizia, è un'amicizia che ho trovato in queste due persone che mi hanno aiutato a realizzare quel campanile e quella bicicletta. Vorrei chiamarli qua un attimo vicino a me. Io diciamo che ho dato solo le idee, loro hanno realizzato il tutto e chiaramente anche con l'aiuto di Renato. Bravi. Il progetto si estrarrà ancora in maniera più profonda nelle parole della poesia scritta da Francesca Sani, che adesso la chiamerei sul palco a leggerla, che a me hanno toccato veramente. Gli ho dato solo qualche input. Lei in una sera ha saputo trasformare le mie parole in una poesia che è gelato. All'ombra del campanile, pedalando per sentieri sterrati che si perdono tra le fitte piante di gran turco, mi lascio riscaldare dal sole estivo. Lo sguardo al cielo blu insegue quella nuvola lieve a forma di gatto, mentre i pensieri ritornano a quando le campane mi chiamavano al punto di incontro. Rossi papaveri ai margini della strada polverosa, mossi appena da un alito caldo. Sento il bisogno di riposarmi. Vedo la mia meta. Si staglia più in alto di ogni cosa. Ricorda vagamente una matita di sezione ottagonale che solo una mano potrebbe, se volesse, usare per disegnare progetti divini. Passata l'ultima curva, mi fermo all'ombra del campanile. Capovolgendo la testa all'indietro, sento le vertigini. Una volta soltanto vorrei vincere la paura, salire gli oltre 300 gradini e dalla cuspide abbracciare il mondo. Da sotto mi diverto a immaginare quale nuovo profilo si nasconde nei chiaroscuri delle logge. Giro intorno alla base per ritrovare altre figure, come sul piantone della mia bicicletta. Calcestruzzo, legno e laterizi leggeri danno a Mortegliano un vero primato. Il primo libro di Francesca parla di un'emozione vera, pura. Applauso. Allora, adesso, come pensiero per tutti voi, chiedo gentilmente di
Chiudo ringraziando anticipatamente chi vorrà avere questa cartolina o dei gadget che abbiamo fatto, che trovate all'uscita per lasciare un contributo per la ricerca scientifica sul Parkinson. Come malato di Parkinson, credo nella ricerca medica per un futuro migliore. Ogni offerta sarà un seme che germoglierà. Stasera è una serata particolare per quello che è successo prima, per i ricordi prima, particolare per quello che tu Simone ci hai raccontato, per quello che tu ci hai dato come pensiero tuo per Mortegliano. E allora io desidero farti un pensiero personale, forse qualcuno ci rimarrà male, ma ieri sera mi è stato detto che tu stai cercando una biglia triestina. Allora, Ivan, per favore vieni, il padrone di casa, bisogna averlo qui. Allora, devi sapere che questa bicicletta ha fatto il Giro d'Italia Juniores nel 1973-74 ed era di un ciclista morteglianese, cugino di Ivan, Paolo Comuzzi, che poi l'ha passata a me. Io oggi l'ho tolta dai miei ricordi, l'ho portata qui e te la regalo. E così com'era, non l'ho neanche pulita, l'ho solo tolta e te l'ho portata. Io sono sorpreso di questa cosa, ma siccome nei trascorsi anche a me piaceva fare qualche corsetta in bicicletta e approfittavo dell'esperienza di Pierpaolo Comuzzi, nato a Mortegliano ma adesso residente in quel di Giuliano, e in quelle occasioni insomma si andava a fare dei giri quando lui andava a fare degli allenamenti e talvolta c'era anche Roberto. E questa bicicletta che lei insieme ad altre ha usato per il Giro d'Italia dilettanti, adesso dirvi l'annata precisa non so, però comunque lui è del 59 quindi sarà 78-79 in quegli anni lì, e questa è una bicicletta che poi ne aveva 2 o 3, poi i modelli sono andati avanti, per cui questa bicicletta poi venne data a Roberto. Ecco, questa è la storia di questa bicicletta che veramente mi porta indietro nel tempo e insomma così, vabbè, grazie, un po' di emozione c'è. Grazie a tutti. Devo dire che era 5 anni che io aspettavo questa bicicletta nel mio museo, però non volevo perché per un preciso motivo, non insistevo mai con Roberto perché io e Roberto quando eravamo qualche anno fa, non diciamo quanti, corravamo in bicicletta e lui mi batteva sempre. Io vedevo questa bici solo da dietro, ogni tanto non la vedevo più perché lui andava avanti, era più forte di me. Però il più contento oggi è che questa sia di Simone sono io. Eravamo verso cima e quando ho detto a
Roberto che Simone sta cercando una villa in Triestina. A quel momento non so perché Roberto è diventato silenzioso, non ha più parlato. E lì, Come adesso. scusate, allora io sono un po' il consulente di Simone. Simone è un po' che cerca una bicicletta simile e ogni tanto trovava qualcosa su internet, su Subito, così, e mi mandava le foto, cosa pensi di questa, cosa pensi? Lui era molto più caldo di me nel prendere, io non sta a prendere a queste masse Simone, che lì è mantieni tox, che lì non viene, l'ho sconsigliato di prenderla e ha fatto bene perché avrebbe un doppione adesso. Questo è tutto originale. Questo è tutto originale, te lo garantisco io. Allora, grazie di cuore, veramente. Ecco, io chiudo adesso che sarete stanchi. Lasciatemi che diamo un segno, ecco, a queste persone come l'ho dato voi attraverso la cartolina. Ti scusa Simone, ti arrivo ancora un minuto. Sì. Allora abbiamo parlato di Pizzali di Pascutti. In maggio, dal 4 al 26, faremo una mostra nel Palazzo Municipale, occupiamo un municipio questa volta, faremo fuori il sindaco, faremo una mostra su Pizzali, su Pascutti, con tutti i loro cimeli, maglie originali, giornali originali, foto originali, e ci sarà anche un qualcosa sul Giro d'Italia, dal 4 al 26 maggio. Volevo ricordare anche, perché me l'hanno ricordato prima, Pizzali, Gino Pizzali è stato presidente degli Azzurri d'Italia, sezione di Udine. E l'attuale presidente Enzo Del Forno, il saltatore, il mitico saltatore, non ha potuto venire e manda i suoi saluti. Tutto questo. Io aiuto un attimo il Presidente del Consiglio regionale, Mauro qui, anche perché prima gli ho battuto la mano sulla spalla per ricordarsi di ricordarci e di fare questo museo che sicuramente servirà. Ma oltre che essere Presidente è anche un caro amico che ci è stato molto molto vicino, che ci ha aiutato sempre nei momenti più difficili, specialmente nell'ultimo periodo. Una persona che mi fa molto piacere avere sempre con noi, non solo perché, come dicevo prima, è un amico, ma anche perché è un politico che crede in quello che fa e lo fa per amore. Ed è giusto che questo sia riconosciuto, perché la riconoscenza deve essere l'ultima cosa a morire. Lascio la parola a te e grazie di essere qua. Io ti ringrazio innanzitutto Roberto, ma siccome io veramente credo in quello che faccio, devo dire che questa sera noi abbiamo ascoltato dei bellissimi ricordi, abbiamo condiviso delle storie, abbiamo vissuto delle bellissime emozioni, momenti molto belli, e di fronte a tutto questo devo dire che non c'è niente che io possa dire per migliorare questa serata, per cui vi dico solamente grazie. Tocca adesso richiamare il sindaco per questo presente che abbiamo. Lo consegna. Ah, bellissimo. Grazie. Adesso Renato. Paolo, grazie a te. A voi dici grazie. Paolo, a te te lo do il socio, tu mi prometti che tu mi parli di e se c'è il padrone di casa
Andrea. Volevo dire che se si dimentica Paolo che aveva tante robe da fare, mi ricordo io. Allora io chiudo e lascio la parola per la fine a Dino che mi sembra la cosa più giusta. Dopo avete sentito dire tutta la settimana, a un certo punto fate di banda, partire amicizia pura che è con Simone. Conosciuta è stato un lampo. Se i suoi arresti sono libri, i chiaparesi le riflessioni di vita uniche. Io sono con sei. In una serata come che qui con tante robe, affettivamente, logicamente, le robe tal percorse, l'emozione di chi il figlio di Virginio e la moglie di Virginio. E si riveliamo come Calabria Renato in occasione della mostra e vari noti federali. Arduino Patro, Manuela, Arduino tra l'altro era stato il me capo uffici. Gli ho detto il mondo peggio calè. No, che disgrazia ha avuto. Aveva un buon capo uffici, non l'hai fatto. E tra questi significa, come che avete notato, snocchiare un chiarami. Invece, presente in sala, è Chiara Dablan, assessore allo sport del comune di Udine. Donna di Elio Meroi, che hai appena veduto, fondatore del Chiesianis Calcio Serie A, dove che Chiara ha giocato femminile. Dove che Chiara ha giocato, un attimo. Dove che Chiara ha giocato sulla fascia. Secondo svede che Chiara, proprio per ricordare e dando e tutto le tue spese in pratica, quindi tornare a Chiara. Ma la novità qual è? Martes 21 di mai, e sarà anche a Simone, i presentino e consegna un lavoro sul Giro d'Italia, ciclismo e poesia, grazie anche a Aldo Segale, che l'hai veduto là di là prima, e quindi facciamo un'organizzazione insieme, non è chiaro. Anche qui un barcone importante, un tocco importante a riguarderà Enzo Cainero, in dove che la femmina e Andrea di Enzo Cainero sono cittadini udinesi. Oh, grazie, mi sento veramente fuori luogo in questo momento, mi associerei alle parole del Presidente Bordin, non c'è veramente molto da dire, è stato per me emozionantissimo perché questo è un luogo del cuore per me, perché io al campo che porta il nome di Pascutti ho passato gli anni più belli della mia vita, indubbiamente, gli anni che mi hanno reso quello che sono, perché attraverso lo sport, attraverso il calcio, che è stata una grande palestra di vita, che io sono la persona che sono e devo dire che sono fiera di essere quello che sono. E gran parte di questo lo devo allo sport, ma alle persone che ho incontrato facendo sport. Prima ho sentito la parola amicizia, non mi ricordo da chi, forse da Simone. Sì, forse da Simone, che ha detto la bicicletta è anche amicizia. Ecco, lo estenderei a tutto lo sport. Lo sport è veramente amicizia, le amicizie più grandi che conservo tuttora le ho create facendo sport. Sport e relazione. Ringrazio Dino per aver così sollecitato un pochino i cuori stasera
e ringrazio i padroni di casa che con noi hanno festeggiato più e più successi, compresa una Serie A che questo paese ha visto. Abbiamo festeggiato per settimane la promozione e questa è stata casa per noi, quindi grazie Dino dell'invito, grazie a tutti per la serata e complimenti Simone, è bellissima. È bello, anch'io lo dico. Queste emozioni le porteremo a Cusinacco il 21 maggio, tutte le porteremo insieme a Simone e ai Petris, ci saremo tutti. Stiamo parlando di sport, io volevo proporre una staffetta. Simone mi ha dato questo premio, io adesso lo passo al Presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin che me lo ritornerà quando inaugureremo il nostro museo. Finale esplosivo, fra battute sulla spalla e regalini inaspettati, il museo è lì, lo inauguriamo la prossima settimana. Finale esplosivo non poteva essere che con i Petris, Mandi! Thank you.